Quest'anno possiamo dire che un picco, perlomeno un primo picco, è già arrivato e anche i dati nazionali lo mostrano nelle ultime 2 settimane dell'anno. Il picco influenzale è arrivato prima, ma la struttura ha retto bene all'urto, pronto soccorsi compresi. È sicuramente una situazione di pronti soccorso impegnati, ma nella media. Abbiamo un'affluenza importante, ma comunque sotto controllo. Per quanto riguarda il carico sui reparti di degenza, i reparti di degenza sono a pieno regime da ormai tutto il periodo delle vacanze natalizie ad oggi. Quest'anno, da novembre a adesso, abbiamo già ricevuto quasi 200 segnalazioni di influenza, di cui 15 gravi, che significa persone che sono finite in terapia intensiva, intubate, oppure che hanno necessitato di una circolazione extracorporea. Sul fronte della prevenzione, il Friuli Venezia Giulia registra un'adesione alla campagna vaccinale tra le più alte del paese, con una percentuale superiore alla media nazionale. I casi gravi che abbiamo avuto erano per lo più persone non vaccinate. E questo sia nella popolazione anziana che nella popolazione con patologie croniche, pazienti oncoematologici, pazienti cardiopatici, pazienti diabetici, pazienti con insufficienza renale. Questi tutti dovrebbero essere vaccinati. Le iniziative di prevenzione attivate direttamente alla fonte hanno evitato il collasso. Nel corso del mese di dicembre sono state attivate 3 case della comunità con l'ambulatorio delle cure primarie per i quadri non urgenti, che in qualche modo sicuramente hanno rappresentato un'alternativa magari al pronto soccorso. Quello che può aver inciso invece è un'azione che abbiamo svolto nell'ultimo mese sulle strutture residenziali, cioè quelle che noi chiamiamo le case di riposo. Non appena i pazienti manifestavano sintomi febbrili o respiratori, le strutture potevano effettuare il tampone per ricerca di virus respiratori, in particolare sull'influenza. Perché? Perché è possibile a quel punto somministrare l'antivirale che in 3 giorni chiaramente riduce di molto la viremia e quindi tutte le complicanze post viremia, quale prima tra tutte la polmonite.